Mancano 5 minuti al termine di Perugia-Matera, una partita da 1000 volti, un primo tempo egregio con tante palle gol fallite dal Perugia e con un Matera che ringrazia per tanta generosità. Ripresa rovinata dal pessimo arbitraggio del Pecentino Gregori, che fin da stasera dovrebbe essere anticipatamente pensionato. Ma torniamo al 40° della ripresa, con le due squadre sullo 0-0 pesantemente danneggiate da una espulsione, il Perugia, e da 2 il Matera, numero che per gli ospiti salirà a 3 ad un minuto dalla fine. Pagliello, subentrato a Rosati, viene tirato giù in area da Marino e Gregori, l'arbitro, assegna il penalty. Dagli 11 metri Cornacchini, eroe nel bene e nel male, come vedremo non ha avuto fortuna nelle conclusioni, batte Bruno e regala al Perugia il gol partita. 3 punti d'oro viste le vittorie di Reggina e Salernitana, immediate inseguitrici della squadra umbra. Ed ora punto è a capo con la cronaca che ci porterà a valutare attraverso i fatti i meriti della vittoria umbra e l'incredibile serie di decisioni dell'arbitro che alla fine non ha accontentato nessuna delle due squadre. Un Perugia sotto ritmo e ben controllato dal Matera, maglia bianca, per una decina di minuti dall'avvio. Al 12° inizia la sagra del gol mancato e Cornacchini a fallire in corsa a porta vuota. 7 minuti dopo risponde bene il portiere Bruno, sempre su conclusione del centravanti perugino. Al 37° efficace schema su calcio di punizione del Perugia, Brescia per Cornacchini che calcia di volo destro superando il portiere ma l'angolazione è sbagliata. Al 43° cross perfetto di Giunti, ma Cornacchini di testa è fuori tempo. Al 49° bomba di Piovanelli, deviazione in angolo del portiere. Sul corner palla in area, rigore reclamato per un atterramento di Fiorentini. In questa parte il Matera si fa vedere soltanto al 45°, con questa conclusione di Bressi, il migliore dei suoi, parata da Braglia. Ripresa, dopo pochi minuti Castagnan manda in campo il terzo attaccante Aiello per Rosati, un difensore. Al 12° il primo brivido, Bressi fugge via verso Braglia ma il recupero di Beghetta è provvidenziale. Al 16° Savi, già ammonito, commette fallo su Pannitteri, espulso. Perugia in 10, al 24° l'arbitro Gregori espelle D'Ermilio, reo di ritardare la ripresa del gioco e di continuare poi con la protesta. 10 contro 10, al 34° fallo in area su Aiello, rigore? No, continuare, dice Gregori. L'arbitro invece indica il rigore 5 minuti più tardi, lo rivediamo, Cornacchini che trasforma. Prima della fine c'è anche il tempo di vedere un'altra decisione arbitrale, Gregori coglie Pannitteri in fallo a gioco fermo su Piovanelli e il Matera finisce in 8. Negli spogliatoi l'allenatore maretano Di Benedetto chiede di essere dispensato dalle interviste e impone il silenzio a tutta la squadra.